Noi siamo venuti qua cercando di portare un risultato positivo, sicuramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto, certamente se fa gol di Gramauta magari la partita un po' cambia, però insomma posso dire che abbiamo incontrato una bella squadra, una squadra molto compatta e noi abbiamo cercato sempre di fermarla facendo per me abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo subito quel gol all'inizio che magari ci ha un poco scombussolato i piani, però posso dire che la mia squadra anche dopo l'1-0 ha fatto un primo tempo abbastanza buono, pressando e attaccandolo, infatti abbiamo corso pochi pericoli. Nel secondo tempo magari anche il caldo, la stanchezza giustamente insomma ci ha un poco tagliato un po' le gambe, però nello stesso tempo abbiamo dato un po' di spazio a loro, però nello stesso tempo abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, un gol hanno preso loro sulla linea e l'altro su Gramauta che insomma a tu per tu col portiere gliel'ha palesa, perciò diciamo, posso dire insomma che insomma sono contento perché ce la siamo giocati contro una grande squadra, perciò insomma ben venga. Ora ce ne mancano 2 partite e dobbiamo cercare di fare 3 punti per arrivare alla salvezza matematica. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi innanzitutto che mi stanno seguendo, mi hanno seguito, perciò abbiamo sistemato un poco, io gioco con 4-4-2, poi è normale che devo dire pure che io sto giocando con 7 under in campo, più la panchina tutti under, diciamo, insomma ho soltanto 4-5 over. Perciò diciamo, però sono contento perché anche gli under mi stanno dando una grande soddisfazione, mi stanno seguendo, perciò di questo anche sperando che arrivi al più presto la salvezza, penso di essere abbastanza soddisfatto. Margheritese incontreremo un'altra, dovremmo fare un'altra battaglia, perché io dico sempre ai miei giocatori che da quando sono qua sono tutte delle battaglie da vincere. Noi non dobbiamo pensare se la Margheritese è salva, non dobbiamo pensare a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere.